ai 140.000 alunni, ma è caos sulle nomine dei presidi e sugli insegnanti precari chiamati all'ultimo momento. Domani il flash mob della rete degli studenti medi davanti agli istituti. Intanto a Palazzo Balbi l'assessorato all'istruzione non ha ancora un referente dopo l'addio di Elena Donazzana a luglio. Entro la fine del mese, promette Zaia, sto valutando una rosa di nomi. Strage di Santo Stefano di Cadore, il PM chiede 4 anni e 8 mesi di reclusione per Angelica Hutter che falciò e uccise il piccolo Mattia Antoniello, il papà Marco, la nonna Maria Grazia, la rabbia del nonno. Noi abbiamo il nostro ergastolo. Non ce l'ha fatta, il toniere di 51 anni di Auronzo di Cadore, morto dopo 3 giorni di agonia, era precipitato in un cantiere, 38esima vittima sul lavoro in Veneto. Vivere con meno di 1.000 euro al mese è il destino di quasi la metà dei pensionati veneti, il dato allarmante dello CGIL regionale, pesanti divari tra i territori. Bocconi avvelenati nei parchi giochi di Romano Dezzelino, 4 cani intossicati, è il rischio per i bambini, rabbia e sdegno in paese. Eccezionale ritrovamento archeologico in un cantiere a Vicenza, rinvenute 4 tombe romane con balsamali e coppe, i reperti recuperati dalla sovrintendenza. Il telegiornale del Veneto, buonasera, ben ritrovati. Domani dunque ripartono le scuole in tutto il Veneto, oltre 600.000 gli studenti che torneranno sui banchi di scuola, ma torna anche il caos, soprattutto sul numero dei precari, che è ancora molto alto nelle scuole del Veneto, e perché le nomine sono state fatte davvero all'ultimo minuto. Anche i presidi sono in bilico. La protesta poi domani degli studenti medi davanti alle scuole con il fazzoletto rosso. Partiamo da qui. Da Napoli. Quando l'ha saputo dunque? L'ho saputo venerdì sera. E si è organizzata così in poco tempo? Su 2 piedi, lasciando 2 bambini a casa, e sono partita sabato, ho fatto il viaggio della speranza, 12 ore di autobus. 4 anni la piccola, 7 il più grande, un viaggio della speranza a causa sciopero per inseguire un sogno, quello di fare l'insegnante. È la storia che accomuna questo esercito, cui da domani è affidata la storia scolastica e in parte umana di migliaia di studenti, oltre 600.000 in tutto il Veneto. Paola, come Vincenzo, anche lui padre di 2 figli. La comunicazione è arrivata venerdì sera, lui arriva dalla Sicilia. Io ho famiglia, sì. 2 bambini anche io, piccoli. E dove sono? Con la mamma giù. Dove dorme stanotte? Ho affittato un B&B e sto cercando casa, ma come diceva la collega è molto difficile e sono molto cari soprattutto. Sono cari gli affitti? Qua sì, devo essere sincera, sì, infatti noi stiamo trovando difficoltà a trovare casa. Sta cercando casa anche lei? Sì, siamo in mezzo a una strada. Gli affitti sono abbastanza pesanti e poi, a parte l'affitto, viaggiamo quasi ogni fine settimana per tornare giù. L'esercito dei precari anche quest'anno occupa nella media il 30% delle cattedre del Veneto. I dati sono della CGIL. Nessuna scuola ha un organico completo, né di docenti né di ATA, quindi anche quest'anno si inizierà con il tappamento buchi, perché alcune scuole hanno quasi l'organico completo, sì, ma ricordiamo che la maggior parte sono precari. Precariato che si estende anche ai dirigenti a causa del ricorso presentato all'ultimo concorso. I nominati, e sono 23 solo nella Marca, potrebbero essere sostituiti già ad ottobre da altrettanti. Non solo per gli studenti la continuità didattica, ma anche per i docenti, perché iniziare ogni anno cambiando scuola, un anno era una dalla parte, non solo per i colleghi ma anche per i ragazzi, perché abituarsi a nuovi ragazzi anche il docente si affeziona e ovviamente deve creare un rapporto con tutta la struttura. Le GPS, graduatorie provinciali di supplenza, hanno assegnato le cattedre venerdì sera, così le reggenze. Anche per questi motivi domani la rete degli studenti medi ha organizzato proteste in tutto il Veneto. Gli studenti che vi aderiranno indosseranno un fazzoletto rosso. Lo slogan sarà, fanno sapere, per la scuola contro il governo, liberiamo il paese. Intanto in classe questi ragazzi troveranno anche docenti come Paola, Sara e Vincenzo, capaci di adattarsi ad un sistema, perché ancora nella scuola ci credono. Il mio desiderio, quello voglio fare nella vita e ci riuscirò. Ma ce la facciamo, vediamo il bicchiere mezzo pieno. Poi l'anno scolastico inizia in Veneto anche con un assessorato vacante, l'assessorato regionale all'istruzione. Il presidente Zaia ha detto di stare valutando una rosa di nomi insieme a Fratelli d'Italia. Il posto lasciato da Donazzana è vacante da luglio. Lei ha detto che per il nuovo assessore all'istruzione manca la sua firma. E cosa ci vuole perché lei firmi?
firmerò a tempo debito, nel senso che ormai siamo addirittura d'arrivo. Ma guardate, non c'è stata, posso anche dire che non ho fatto nessuna riunione, tanto per dare una dimensione. L'anno scolastico si apre in Veneto senza un assessore regionale all'istruzione. Il posto occupato in giunta da Elena Donazzan, che prevede anche la delega al lavoro, è vacante dal 19 luglio, da quando l'esponente di Fratelli d'Italia ha lasciato Palazzo Balbi per il Parlamento europeo. E ho voluto che ci fosse questo periodo, diciamo, di passaggio tra l'assessore uscente e l'entrante. Penso che sia stato doveroso anche lasciare spazio al gruppo di Fratelli d'Italia, alla parte politica, perché in piena estate pensare che ci potesse essere un confronto, diciamo, facile, agevolato, decisamente no, e direi che per fine mese, insomma, la facciamo questa nomina. Ma sono loro che non si decidono, oppure lei che no, non... assolutamente. Provvederò. Mi sono state proposte, diciamo, tutte persone in gamba che conoscono la pubblica amministrazione, con la schiena diritta, per cui potrei dire che c'è anche l'imbarazzo della scelta. L'anno scolastico intanto si apre in Veneto come nel resto del paese, con grossi problemi di organizzazione del personale docente. Abbiamo 52.000 insegnanti, voglio ricordare che il 20% sono precari. Sto parlando di Veneto. E il tema del fatto delle sostituzioni, delle cattedre vaganti e tutto quello che sappiamo, io me lo ricordo da quando ero ragazzo e andavo a scuola. Cambierebbe qualcosa con l'autonomia regionale? Non lo sapremo presto. L'istruzione è una delle 14 materie che non possono essere oggetto di discussione prima che siano calcolati i livelli essenziali di prestazione. Quindi non sarà un argomento sul tavolo che dovrebbe aprirsi col governo tra settembre e ottobre. Non si creeranno mai 20 ministeri della pubblica istruzione, perché è un'assurdità. Se poi ci sono degli ambiti dove l'efficienza territoriale può essere utile agli studenti e alle famiglie e ai lavoratori, perché no? Per difendere l'autonomia da quello che è definito l'attacco incrociato di opposizioni e sindacati, la Lega Veneta ha lanciato una campagna che prevede l'installazione di circa 200 gazebi per tutta la regione. Iniziamo il 21 settembre, ha detto il presidente dell'intergruppo Lega in Regione Alberto Villanova, e non molleremo fino a quando non raggiungeremo l'obiettivo del nostro popolo. Al Tribunale di Belluno il pubblico ministero ha chiesto 4 anni e 8 mesi per Angelica Hutter, la donna che l'anno scorso, in Cadore ricorderete, investì la famiglia di Favaro Veneto provocando 3 vittime, tra cui un bambino di nemmeno 2 anni. 4 anni e 8 mesi è la pena richiesta dal pubblico ministero del Tribunale di Belluno per Angelica Hutter, l'automobilista tedesca di 32 anni che il 6 luglio 2023 ha investito una famiglia di Favaro Veneto in vacanza a Santo Stefano di Cadore. Una tragedia nella quale persero la vita il piccolo Mattia Antoniello di non ancora 2 anni, il papà Marco e la nonna materna Maria Grazia Zuin. Nell'udienza preliminare il difensore dell'imputata per triplice omicidio stradale ha chiesto un ulteriore rinvio per avere modo di definire l'altro procedimento penale in capo alla Hutter per le lesioni inferte al personale sanitario dell'ospedale psichiatrico in cui è stata ricoverata, avanzando poi la possibilità di un patteggiamento per l'investimento. È stato a questo punto che il sostituto procuratore ha avanzato la sua richiesta di 4 anni e 8 mesi, comprensiva di tutti gli sconti di pena previsti dal rito e dalla condizione di semi-infermità riconosciuta alla donna. Il giudice ha quindi disposto un rinvio all'8 ottobre per acquisire la relazione dei servizi psichiatrici. Chiuso nel dolore a Favaro, Lucio Potente, che nella tragedia ha perso la moglie, il nipote e il genero, non ha voluto rilasciare interviste al microfono. Abbiamo già un ergastolo da scontare, ci ha detto al telefono, riferendosi evidentemente a quella tremenda condanna che gli è stata inflitta il 6 luglio 2023. Non so niente e non voglio sapere niente, ma sapevamo che succedono cose vergognose in Italia. Lo studio 3A, che assiste la parte offesa assieme all'avvocato Berardi, ha fatto sapere che i congiunti sono già stati integralmente risarciti, ma si aspettano una risposta importante anche dalla giustizia penale, pur sapendo che nessuna condanna potrebbe ripagarli dell'immenso dolore patito. Poi c'è stato un ennesimo grave incidente sulle strade della provincia, siamo nel Padovano, Monte Grotto Terme, ha perso la vita un 53enne disarcionato dalla sua motocicletta. Ci sarebbe una manovra azzardata dell'auto all'origine dell'ennesimo incidente mortale lungo le strade del Padovano. La vittima era Vittorio Granata, ingegnere residente ad Abano Terme. L'uomo ieri sera viaggiava in sella alla sua moto lungo la strada statale 250 che collega Strada Battaglia con Montegrotto Terme. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri intervenuti sul posto, sembra che l'auto coinvolta, una BMW guidata da un 36enne, in prossimità del sottopasso del Cataio
abbia eseguito una manovra azzardata tagliando la strada al motociclista che stava sopraggiungendo dal senso opposto di marcia. L'impatto è stato violentissimo, la moto si è spezzata e Vittorio Granata è stato disarcionato e sbalzato a terra. Per lui non c'è stato nulla da fare. I medici del 118 arrivati sul posto ne hanno constatato il decesso. Ferito in modo grave un passeggero dell'auto coinvolta che è stato portato in ospedale in codice rosso. I carabinieri hanno eseguito i rilievi fino a tarda notte. Vittorio Granata, 53enne, era un ingegnere titolare di una start-up nel campo delle energie rinnovabili, viveva ad Abano Terme. Non ce l'ha fatta Felice Pais, il lattoniere di 51 anni di Auronzo di Cadore, morto al San Martino dopo 3 giorni di agonia. L'uomo era precipitato per una decina di metri venerdì scorso in un cantiere di via Venezia dove sono in corso lavori di ristrutturazione di un'abitazione privata. Secondo i primi accertamenti dello Spisal, il 51enne sarebbe caduto a causa del cedimento di una delle vecchie tavole della struttura che non avrebbe retto il peso dell'uomo. La magistratura ha aperto un fascicolo, il capo di imputazione a carico del titolare dell'impresa, del responsabile della sicurezza e del committente. È di omicidio colposo. La notizia dell'ennesima morte sul lavoro, la 38esima in Veneto da inizio 2024, ha suscitato l'ira di CGIL, CISL e UIL di Belluno. Un massacro inaccettabile, mai frutto del caso, affermano i segretari provinciali che chiedono risposte immediate da parte delle istituzioni a tutti i livelli e una concreta assunzione di responsabilità da parte dei datori di lavoro. Vivere con meno di 1.000 euro al mese è il destino di quasi la metà dei pensionati del Veneto, il dato sempre più allarmante dall'ultimo studio della CGIL, divari pesanti tra i territori e anche tra uomini e donne. Noi abbiamo trattamenti pensionistici sostanzialmente bassi e un incremento importante del costo della vita. Si capisce quindi che abbiamo una vasta fascia di popolazione destinata alla povertà. I più ricchi in media nel veneziano, i più poveri nel rodigino. Ma attenzione, la parola ricchi qui è una iperbole, perché parliamo di poco più di 1.000 euro lordi al mese. Lo SPI-CGIL del Veneto mette in fila i primi dati sulle pensioni di vecchiaia del settore privato del 2023, in attesa dei numeri definitivi sulle dichiarazioni IRPEF, e il risultato è più che preoccupante. A fronte di un assegno mensile medio di circa 1.260 euro lordi, il 40% dei trattamenti di vecchiaia è inferiore ai 1.000 euro mensili. Per la maggior parte dei pensionati questa è l'unica entrata con la quale affrontare l'inflazione galoppante che ha toccato picchi storici soprattutto in settori strategici come le bollette di luce e gas e il carrello della spesa. Da questo punto di vista il sindacato ha calcolato che nel 2023 gli anziani veneti hanno sborsato circa 1.000 euro in più del 2022 e 2.500 euro in più del 2021. A livello provinciale non mancano differenze notevoli. I numeri migliori, seppure sempre bassi, si trovano nel veneziano, dove la media delle pensioni è di 1.352 euro al mese. A seguire, seppure indicativamente, troviamo Vicenza, Padova, Treviso, Belluno, Verona e Rovigo. Fanalino di coda con 1.156 euro lordi mensili. Nella mappa degli importi ancora più emblematiche sono le medie che si registrano all'interno dei vari territori comunali. Tanto per intenderci, il comune con le pensioni di vecchiaia più alte è Spinea, nel veneziano, che può contare su un importo medio di 1.592 euro. A Zoppè di Cadore, nel bellunese, l'importo cala drasticamente a 561 euro mensili. L'indagine conferma infine ancora una volta le enormi differenze tra pensioni maschili e pensioni femminili. Sempre prendendo in esame gli assegni di vecchiaia del settore privato, l'importo medio delle pensioni in capo agli uomini arriva a 1.569 euro, quasi il doppio rispetto agli assegni percepiti dalle donne, con appena 825 euro al mese. Aggiungo che questi dati di pensione che abbiamo visto sono ancora pensioni costruite col sistema retributivo. Da qui a qualche anno cominceremo ad avere pensioni costruite col sistema contributivo, e cioè strutturate sulla base dei contributi effettivamente versati durante la vita lavorativa. Ecco, che ha un trattamento che prevede trattamenti economici inferiori, e se a questo si aggiunge che ormai sono diffusissimi i lavori precari, saltuari, intermittenti, si capisce che noi rischiamo di avere da qui a breve fasce molto larghe di cittadini poveri. Inchiesta Palude, siamo a Venezia, le opposizioni in Consiglio Comunale chiedono la revoca degli incarichi a dirigenti e funzionari indagati. Venezia, dicono, merita altro.
La nostra richiesta rimane la stessa, ovvero il sindaco deve dimettersi, ma allo stesso tempo c'è un problema enorme per il Comune di Venezia, ovvero gli indagati all'interno della macchina amministrativa. Noi continuiamo a chiedere con forza che i dirigenti, in attesa che la magistratura faccia il suo corso, vengano sospesi in autotutela, mentre il capo di gabinetto e il vice capo di gabinetto devono dimettersi. Le opposizioni in Consiglio Comunale tornano sul piede di guerra chiedendo le dimissioni dei dirigenti indagati nell'inchiesta Palude e un Consiglio Comunale straordinario. Al di là delle dimissioni del sindaco, che a nostro parere, anche a mio personale come portavoce Movimento 5 Stelle, è necessario anche per un'immagine stessa della città, ci trova qui a chiedere di nuovo un passo indietro e comunque una ridiscussione di tutti gli incarichi. È impossibile, non è possibile che una città come Venezia rimanga immobile con le sfide che abbiamo nel futuro. La città oggi si trova in una specie di trappola che, se fanno qualcosa, incappano nel conflitto di interesse. Se non fanno niente siamo alla paralisi. Quindi per uscire da questa trappola bisogna tornare al voto, dare un governo nuovo libero da ogni conflitto di interesse e magari anche più concreto, più efficace alla nostra città. Molte infatti evidenziano le opposizioni, le questioni ferme. A 5 anni di distanza dall'acqua alta del 2019 ci sono centinaia di persone che ancora aspettano i rimborsi. La macchina che dovrebbe erogarli è diretta proprio dal direttore generale indagato. Al momento magari anche altre preoccupazioni, idem per altri provvedimenti importanti come il bando per i posti barca, che tutti attendiamo ormai da 6 anni perché l'ultimo bando risale al 2018 ed è per noi inaccettabile questa paralisi della macchina amministrativa che ci tocca anche in quelli che sono aspetti della vita quotidiana per noi irrinunciabili. Pensiamo alla questione sicurezza, alla questione trasporti, l'assessore che è stato arrestato, adesso le deleghe ce le ha il sindaco, ma di fatto è tutto fermo nel caos più totale, ancora peggio di prima. Per questo ne chiediamo un passo indietro, come abbiamo sempre fatto all'amministrazione. Questa idea che insomma ci si deve divertire, la presenza del sindaco alla regata storica, alla mostra del cinema, però di fatto quando si tratta di decisioni importanti non c'è. E non ci sono decisioni importanti che devono essere invece prese perché la città ha bisogno. Ci sono situazioni difficilissime, la sicurezza, la casa, sono situazioni che devono essere, su cui si deve intervenire e su cui l'amministrazione non c'è. Sindaco che nel frattempo in via Palazzo stava tenendo una conferenza stampa ed ha prontamente replicato. C'è un'indagine in corso e faccia tutto il lavoro che la magistratura deve fare, magari rapidamente, ma lo faccia, ci mancherebbe altro. Ma non si può essere così irrispettosi, sono persone veramente irrispettose. Questa sarebbe l'opposizione in sta città. Questi votereste sta roba qua, fuori dalla porta c'è sta gente, c'è soltanto perché uno ha avuto o un avviso di garanzia o addirittura è stato citato da qualche parte, dovrebbe dimettersi. Persone per bene, persone che fino a prova contraria sono innocenti, finché non c'è un processo che è stato definito, sono persone libere e innocenti che stanno facendo il loro lavoro. Abbiamo tolto dove è stato necessario le deleghe specifiche proprio per evitare qualsiasi commistione e stiamo tutti lavorando per mandare avanti la città, tra l'altro con grandi successi. Vorrei ricordare all'ultimo quello del Lido, ringraziando ovviamente la Biennale, la Barbera, tutti quanti bravi, ma anche il Comune ha fatto il suo, ACTV, Veritas che pulisce, l'avete viste tutte queste cose qua, la città va avanti. Adesso facciamo la conferenza stampa per parlare delle giostre, perché la gente vuol vivere, vuol lavorare. Io capisco la strumentalizzazione, capisco che non abbiano argomenti, l'ennesimo Consiglio Comunale per chiedere le dimissioni anche ai dirigenti che non... Ma cioè, veramente siamo a qualcosa di incredibile. Guardate, tenetene conto quando sarà il momento di andare a votare, perché questa è la gente che si sta proponendo per essere l'alternativa. Siamo il peggio del peggio, non ci sono parole, veramente vergognose. Non ha tardato ad arrivare la replica del sindaco Brugnaro alle dichiarazioni dei consiglieri di opposizione che, oltre a un consiglio comunale straordinario, chiedono le dimissioni dei dirigenti indagati nell'inchiesta Palude. Il primo cittadino, indagato a sua volta, ha evidenziato ancora che in città si lavora e i progetti stanno andando avanti. E per quanto riguarda la nomina del nuovo assessore comunale ai trasporti, dichiara: stiamo ragionando sulle deleghe. Ha già qualche idea? Sì, io ce l'ho, ma non la dico. Siamo a Romano Dezzelino, nel Vicentino. Bocconi avvelenati nei parchi gioco. A segnalarli è stata una cittadina. Il sindaco ha detto atti gravissimi, alcuni sacchettini li hanno presi in mano dei bambini.
piccole, tonde o di forma allungata, colorate, in alcuni casi mescolate a salsicce. Sono tutt'altro che innocue queste palline trovate in alcuni parchi della zona centrale nel comune di Romano de Zelino. Si tratta di bocconi avvelenati che una cittadina domenica pomeriggio ha notato e segnalato sparsi tra via Tartini, via 25 aprile e via Matteotti, aree dove si trovano zone verdi frequentate anche da tanti bambini che, curiosi come sono, ne avevano preso in mano qualcuna. A essere colpiti sono stati 4 cani, ma poteva andare molto peggio. E questi bocconi o presunti tali, queste esche avvelenate, sono state trovate all'interno anche di parchetti pubblici frequentati da bambini e giardini privati. Quindi, oltre all'aspetto animale, quindi alla possibilità che degli animali morissero con le conseguenze di questi bocconi, anche dei bambini avrebbero potuto entrare in contatto con queste sostanze avvelenate e di conseguenza aver avuto dei problemi ben più importanti. Ferma la condanna per atti insensati, grati ai cittadini che non si girano dall'altra parte. Il sindaco Simone Bontorin si è già confrontato con l'ULSS e con le forze dell'ordine e nel caso fosse scoperto, l'autore di simili gesti rischia sanzioni di natura penale. Credo che ci sia la necessità di un'azione corale, l'amministrazione da una parte, gli altri enti dall'altra e dei cittadini. Questa cittadina si è resa disponibile anche per collaborare nel monitoraggio del territorio. In Contrà Portanova, siamo a Vicenza, sono state rinvenute tombe romane con balsamari e coppe. I ritrovamenti sono stati recuperati dalla Sovrintendenza per attività di studio e di restauro. Sepolture di epoca romana scoperte in Contrà Portanova, dove erano in corso i lavori per il potenziamento della rete idrica. Storia che riemerge alle porte del centro storico di Vicenza per parlare agli studiosi e permettere di ricostruire attraverso frammenti un passato compreso tra il I e il II secolo d.C. Si tratta di un piccolo nucleo sepolcrale costituito da 3 cremazioni e un'inumazione in un'area della città in cui non erano precedentemente note attestazioni funerarie di questo periodo. Qui siamo fuori dalla cinta muraria di Vicenza, quindi siamo nel cosiddetto suburbio e il fatto di averle trovate qui ci aiuta a capire come impiegavano gli antichi la campagna, l'agro al di fuori della propria città. Ecco, questa è l'importanza anche dell'archeologia. Capire come vivevano, non solo cosa utilizzavano, ma come, dove e in che modo impiegavano il territorio. Tombe che contengono elementi che testimoniano la ritualità funeraria tipica dell'epoca romana. Gli archeologi hanno provveduto a recuperare tutti i materiali e la terra di rogo. I corredi sono i corredi tipici della ritualità funeraria romana, quindi abbiamo dei balsamari in vetro che venivano impiegati nell'aspersione delle ossa, contenevano cioè profumi unguentari che servivano appunto a profumare il corpo del defunto. Troviamo anche del servizio da mensa composto da piccole ciotole, se così le possiamo chiamare, e un'olpe, cioè una bottiglia che conteneva dei liquidi, vino di solito o acqua, impiegati durante le libagioni, quindi i riti di chiusura della sepoltura, dai parenti del defunto verso il proprio defunto. Non appena gli archeologi avranno completato il recupero dei reperti, sarà possibile proseguire con il cantiere. I lavori sono stati interrotti alcune settimane fa, quando sono stati fatti i primi rinvenimenti. Il doppio senso di marcia quindi non potrà in questo momento essere riaperto. Abbiamo bisogno per terminare i lavori di almeno un paio di settimane dopo che il cantiere verrà riconsegnato dalla sovrintendenza, quindi verosimilmente avremo bisogno di almeno un altro mese prima di riaprire a doppio senso di marcia Contrà Portanova. Padova, ad ottobre, Palazzo Zabarella ospiterà una nuova mostra, i disegni dei protagonisti delle post avanguardie del Novecento, da Matisse a Picasso, da Modigliani a Miro. Al centro il disegno in tutti i suoi aspetti, il disegno che non risparmia il colore, il disegno che traccia il DNA di un artista. Parte da qui la nuova grande mostra che porterà a Padova opere dei grandi protagonisti delle post-avanguardie del Novecento. Verrà aperta il 5 ottobre prossimo a Palazzo Zabarella la mostra Matisse, Picasso, Modigliani, Miro, una mostra organizzata dal Museo del Grenoble e dalla Fondazione Bano in collaborazione con il Comune di Padova. I disegni hanno questa prerogativa particolare che ci fanno entrare proprio
creatività dell'artista, nel modo di procedere dell'artista, nell'animo dell'artista, quindi saranno un modo diverso, nuovo per capire Picasso, Matisse, Modigliani, Léger, Balthus. Penso che per il pubblico sarà una grande occasione per entrare in un mondo, quello disegno, che è un po' meno noto rispetto a quello della pittura e della scultura. Palazzo Zabarella prosegue il suo dialogo internazionale con istituzioni museali di fama. Il Museo francese di Grenoble infatti è tra i più famosi e mette a disposizione più di 130 opere per raccontare uno dei periodi più rivoluzionari della storia dell'arte, dal cubismo al dadaismo, dal surrealismo all'astrazione. 132 disegni, un percorso d'arte moderna tra fine 800 e la prima metà del Novecento, ma lo racconta con autografate proprio con gli autori stessi. Ecco, il disegno è la parte, come dire, più istintiva, più naturale, più immediata che un creativo, un grande artista, un grande pittore possa fare. Circa una trentina le opere di Matisse, dove si riconoscono i preparativi a carboncino del celebre dipinto della danza, inno della pittura Fauve, ma ci sono anche artisti del calibro di Signac, Léger, Cocteau e Calder, tanto amato da Peggy Guggenheim. La mostra aprirà il 5 ottobre e resterà a Palazzo Zabarella fino al 12 gennaio. Ci fermiamo, il telegiornale del Veneto termina qui, dopo di noi TG Venezia. Arrivederci.